Amici, eccoci qua. Ore 17, puntuale, siamo ancora qua con voi, anzi sono ancora qua con voi, qua del nostro studio improvvisato casalingo, e per questo ore 17 Facebook Live. E ringraziamo anche gli amici di Prima Free che alcuni nostri servizi li stanno mettendo in onda, ringraziamo naturalmente Radio Diva, eccetera, eccetera, ma soprattutto ringrazio io voi perché state seguendo, interagite con me, questo mi fa molto molto piacere. Anche oggi un sacco di interviste importanti, un sacco di artisti polesani che andiamo a sentire e vedere. Tanto per dire, sono passati 15 giorni, sembrano 4 mesi, 5 mesi, però sono solo 15 giorni che siamo internati in casa e quindi dai, facciamo buon viso a cattivo gioco. Oggi sentiremo, per quanto riguarda i medici di base, il dottor Zanella Riccardo, il dottor Bellini per quanto riguarda gli immobiliari, perché capiremo se questa crisi e questo stagnamento sarà anche una crisi immobiliare. E sentiremo un insegnante che è Roberta Bonvicini, che ci spiegherà la nuova didattica online, pregi e difetti, come succede, cosa sta succedendo, se i ragazzi seguono o meno. Poi abbiamo il piacere di sentire un trasportatore importante che è uno dei soci della BRT, ci dirà le difficoltà del loro settore in questo momento. E ultimo ma non ultimo il mio amico Andrea Vianello, che lui è ricoverato da un po' di tempo in ospedale per altre patologie, e ci dirà com'è la vita all'interno degli ospedali in questo momento particolare. Come al solito cominciamo il nostro programma con il comunicato che il sindaco Francesco Siviero, che io sottolineo puntuale ogni giorno e chiaro per quello che sta succedendo appunto nel comune Basso Polesano, e lo ringraziamo già adesso per quello che ci dirà. Buongiorno cari concittadini di Terra di Po, siamo qua oggi con il nostro appuntamento quotidiano per discutere delle questioni legate al coronavirus. Attualmente non ci sono stati comunicati nuovi casi di contagio, a parte quello che avevo già annunciato nei giorni scorsi. Ieri abbiamo visto un picco significativo dei contagi in provincia di Rovigo, che rimane ancora però la provincia con minor contagiati di tutto il Veneto, e picco probabilmente dovuto anche al fatto che sono stati processati nella giornata di ieri il maggior numero di tamponi fatti in un orizzonte temporale abbastanza ampio, si parlava tipo dal 18 al 24 di marzo, e quindi questo numero probabilmente è viziato da questo fatto. Però insomma teniamo ancora alta la guardia, vi invito nuovamente a rimanere a casa e a spostarvi solo per le motivazioni comprovate di lavoro, salute e necessità urgenti. Le mascherine di Grafica Veneta sono in distribuzione, è iniziata nella mattinata di ieri, ma ovviamente le distribuiamo in base agli arrivi, perché ieri ad esempio ne sono già pronte 2750, 2000 circa sono già state distribuite. Le altre 750 sono arrivate, 400 ieri, 400 il giorno prima, e quindi in base agli arrivi continuiamo la distribuzione. Per quanto riguarda la frazione di Mazzono, sono state finite quasi tutte le abitazioni, quasi tutti i numeri civici sono stati distribuiti. Chi non l'ha ricevuto perché uno è stato trovato in casa perché era via quant'altro, ci sarà un successivo passaggio. Per quanto riguarda Terra di Po, è stata completata tutta la zona relativa a via Milite Ignoto con le traverse. Oggi si procederà in via Roma con più tutte le traverse, insomma, per dare un'indicazione. Anche qua verrà suonato il campanello e viene consigliata alla persona non lasciata nella cassetta da posta per evitare furti o smarrimenti accidentali. E quindi insomma il lavoro procede. Qualcuno ha fatto notare, a mio avviso anche in maniera poco corretta, che la distribuzione procede in maniera lenta, però dovete pensare che ci sono 3 squadre impegnate, dovete anche valutare che i volontari suonano campanello per campanello, quindi è un'attività porta a porta che richiede il suo tempo e richiede anche da parte della Regione Veneto e di Grafica Veneta predisporre questi schemi protettivi. Quindi insomma stiamo lavorando alacremente, soprattutto i volontari della protezione civile, che non finirò mai di ringraziare, stanno lavorando per arrivare a distribuire a tutti i nuclei familiari almeno le 2 mascherine previste. Quindi portate pazienza, il lavoro sta continuando e contiamo di finirlo nel più breve tempo possibile. Per quanto riguarda invece la zona marina, siamo arrivati a circa metà
della distribuzione, quindi è stata fatta la zona, per capirsi, da Pisana verso Oca, oggi riprendono da San Rocco e Rinvare verso Oca, insomma questa è più o meno la distribuzione a cui si è arrivata fino adesso, e arriveremo da tutti quanti, perché comunque i volontari hanno l'elenco dei numeri civici di tutte le vie e ogni volta che fanno una consegna spuntano il numero civico. Per quanto riguarda un'altra informazione di servizio, le scadenze dei documenti, i documenti principali come patente, documento di identità, revisione, foglio rosa, sono stati prorogati. Nello specifico la patente è stata prorogata fino al 31 agosto 2020, la scadenza. La revisione degli autoveicoli fino al 31 ottobre 2020, dei documenti di identità sempre fino al 31 agosto 2020 come per la patente, mentre il foglio rosa è stato prorogato fino al 30 giugno del 2020. Questo per evitare, insomma, che ci siano scadenze, che le persone debbano spostarsi e quant'altro. Un'ultima cosa e chiudo: oggi è iniziata l'attività di erogazione delle pensioni da parte degli uffici postali. Vi invito a rispettare i giorni previsti dal calendario, giorni che trovate pubblicati sia sulla pagina Facebook che anche sul sito e anche davanti alle poste, di non recarvi alle poste per sapere quant'è il vostro estratto conto, perché non è una cosa necessaria. Di non recarvi alle poste per caricare la Poste Pay di 20 euro, se dovete fare una ricarica perché vi serve, lo capiamo benissimo, però non si fanno ricariche di 20 euro un giorno, 20 euro il giorno dopo e 20 euro il giorno dopo ancora per andare 3 volte all'ufficio postale. Quindi cerchiamo di limitare almeno gli spostamenti. Abbiamo fatto dei sacrifici, la curva dei contagi è in calo, pensare di aver superato perché i contagi sono in calo è una cosa stupida, quindi cerchiamo di mantenere alta la guardia, di chiudere questa cosa facendo un ultimo sforzo tutti quanti insieme. Quindi vi ringrazio per tutto quello che fate ogni giorno, ringrazio tutti i volontari della protezione civile, gli agenti della polizia locale, i carabinieri, i sanitari, tutti quelli che stanno operando per far sì che questa emergenza si risolva il più a tempo possibile. Quello che possiamo fare noi come cittadini è aiutare queste persone che ci stanno aiutando a compiere al meglio il loro dovere e il loro lavoro. Grazie a tutti e ci vediamo domani. Ritornati in studio, facciamo un po' di chiarezza, vediamo attraverso delle slide cosa bisogna sapere e quando bisogna preoccuparsi o preoccuparci se abbiamo qualche sintomo che ci dà qualche sospetto. Ecco, allora adesso guardiamo questi consigli facendo girare queste slide prese da Corriere.it. Allora, coronavirus, i consigli dei medici di base, cosa fare con febbre o tosse. Se ho febbre o tosse, queste qua sono le domande, ho di sicuro il coronavirus? Dal momento che la stagione influenzale è ormai al suo termine, chi in questi giorni accusa febbre, tosse o difficoltà respiratorie anche leggere ha quasi certamente contratto il Covid-19, che ormai circola nel nostro paese, soprattutto nel nord Italia. Che cosa devo fare allora se ho almeno uno di questi sintomi? Chi ha la tosse o febbre oltre i 37,5 gradi deve contattare telefonicamente il proprio medico di base senza recarsi in studio. È proprio il medico di famiglia a conoscere meglio i propri pazienti, la loro storia personale e fattori di rischio in qualche modo correlabili a un peggioramento della malattia da coronavirus. La prima cosa da fare è mettersi in isolamento domiciliare, evitando per quanto possibile i contatti con il resto della famiglia. Il medico verrà a visitarmi a casa? In genere no. Nella maggior parte dei casi il triage è telefonico. Il medico fa domande contenute in una scheda per valutare segni e sintomi. Tuttavia, in casi più complessi, alcuni medici effettuano visite a domicilio. Il medico mi ha prescritto tachipirina, va bene? Sì, il trattamento si avvale in genere di antipiretici, essenzialmente paracetamolo, 1 grammo, per non oltre 3 volte al giorno, che oltre ad abbassare la febbre è un antidolorifico. In alcuni casi la terapia viene integrata con antibiotici. Perché il mio medico di base non mi prescrive gli antivirali? Questo genere di farmaci possono essere somministrati solo in ospedale. Si tratta essenzialmente del Remdesivir anti-Ebola, prescritto solo per uso compassionevole, eccetera, eccetera, eccetera. E però è vero che il mio medico non può eseguire i tamponi? Assolutamente sì,
I tamponi vengono eseguiti da personale sanitario solo in fase di ricovero su pazienti gravemente sintomatici. I medici forniscono ai pazienti dispositivi di protezione come guanti e mascherine? No, non è così. Gli stessi medici di famiglia hanno serie difficoltà a procurarsi queste protezioni, che vengono fornite dalle ATS di riferimento con il contagocce. Ma chi controlla se sto migliorando o peggiorando? È il medico di famiglia, a occuparsi quasi sempre telefonicamente di come sta evolvendo la malattia. Il paziente ha il compito di tenere monitorati 3 parametri: frequenza del respiro, pressione arteriosa, saturazione dell'ossigeno nel sangue. Per il primo basta contare gli atti respiratori in 1 minuto, fino a 20 è nella norma. Per la pressione arteriosa serve il dispositivo, e invece per appunto l'ossigeno ci vuole quell'apparecchio che se non l'avete si può acquistare in farmacia. Qual è il sintomo appunto che devo fare più attenzione? Se l'ossigenazione scende troppo, sotto il 95% per i giovani e sotto il 92% per gli anziani con malattie, e si va in affanno, va chiamato il medico che avvia la procedura per il ricovero ospedaliero, chiamando il 112. Se non è possibile, va chiamato il 112 in autonomia. Tanto per citare le fonti, abbiamo parlato che è di Corriere.it, comunque hanno collaborato Ovidio Brignoli, vicepresidente della FIMG, Maria Teresa Procopio e Franco Marchetti, medici di base di Sesto San Giovanni a Milano. Adesso quindi sentiamo anche una testimonianza, un medico di base, che è il dottor Riccardo Zanella di Ariano, che telefonicamente ci spiega anche cosa sta succedendo nel suo comune. Buonasera Riccardo, come va? Buonasera a te Leandro, buonasera anche a tutti gli ascoltatori. Tutto bene, tutto procede, sono qui in ambulatorio in attesa delle telefonate, perché il nostro lavoro adesso al momento è quasi più proprio a livello telefonico, quasi, proprio per evitare che la gente arrivi in ambulatorio, che quindi sparga il morbo da tutte le parti. Quindi il nostro compito è proprio quello più complicato, ancora più di quando vediamo il paziente, perché bisogna proprio immaginare quasi quello che hanno e da lì provvedere a curarli anche senza quasi vederli. Non con tutti, però è questa qui un po' la situazione, è una situazione abbastanza critica, però stiamo cercando di adeguarci. Ecco, uno dei problemi che sono sorti, dicevano che purtroppo troppi dottori e troppi infermieri, troppi addetti alla sanità si ammalano. E perché non avete adeguate presidi? Per cosa? Perché, forse all'inizio c'è stato da parte di qualcuno una riduzione, una limitazione della sua percezione della gravità, ma questo proprio molto molto inizialmente, e siamo senza presidi. Noi abbiamo le nostre mascherine così, che sono però abbastanza ridicole, se dovessero essere quelle serie qualcuno potrebbe anche aversela, ma dopo dovrebbe, come si dice, anche cambiarla spesso, perché poi l'effetto di protezione svanisce, quindi noi non facciamo altro che seguire le indicazioni che poi tutto il pubblico, tutti i clienti, tutti i nostri pazienti seguono, cioè stare a distanza dal paziente, eccetera eccetera. Però si può fare fino a un certo punto, e quindi noi sì, usiamo guanti, però come si chiama? Chiaramente il 100% non è assolutamente ottenuto con quelle mascherine che abbiamo. Ho visto molta gente avere mascherine meglio delle mie, ho visto altri che si sono costruite la loro mascherina, che aiuta un pochettino a evitare che qualche sputo, qualche gocciolina di spray che noi emettiamo quando parliamo arrivi, però senz'altro non sono certo sufficienti. Quindi proprio l'unica cosa che possiamo veramente fare è quella della distanza e soprattutto di starsene in casa. Ecco, se però finita la quarantena, mettiamo in maniera ottimistica il 15 di aprile, ritorniamo fuori, però se c'è ancora il virus in giro siamo messi punto a capo o no? Allora, il discorso penso che sia questo: stanno attivandosi per una strategia completamente diversa. Allora, lo stare in casa è stato fino adesso, e credo che anche se non si vedano i risultati, però è l'unica strada possibile al momento.
Un'altra strada che stanno per attivare è quella di cominciare a fare dei tamponi, quello per la diagnosi, un po' più in maniera più allargata. Prima si faceva così, praticamente c'era un caso, si metteva in quarantena, ma non si faceva nessun tampone a questo qui, solo si aveva eventuali sintomi con aggravamento, con sintomi respiratori, febbre eccetera eccetera, si diceva di fare il tampone. Adesso si comincia invece a fare il tampone, almeno secondo le nuove disposizioni, al personale sanitario, a tutti i degenti di una casa di riposo in cui c'è stato un caso positivo, eccetera eccetera, perché alla fine credo che la strategia migliore sarà proprio quella di isolare il più possibile e quindi anche i portatori sani. Dottore, la ringraziamo, gentilissimo come sempre. Grazie Riccardo, buona serata. Buona serata a tutti e state a casa. Ecco, grazie al dottor Zanella. Seguiamo sempre un'altra slide, visto che, come abbiamo detto, i dottori sono i medici e gli operatori sanitari in prima linea. Qua vediamo un grafico dove si vedono gli operatori sanitari contagiati. Dall'11.3 siamo arrivati a un picco nel 25.3 proprio ieri di 6.205 operatori sanitari contagiati. Qua siamo su un grafico a livello europeo e quindi vediamo che la Spagna è verso il picco, la Lombardia c'è una leggera tendenza, come abbiamo visto qua, verso la curva discendente, mentre purtroppo in Veneto è ancora una curva in crescita, come in crescita a Washington, come in crescita vediamo a New York. New York addirittura c'è stato un picco proprio nella giornata dell'altro ieri e ieri. E questo invece è il grafico in Cina, in particolar modo nella zona di Wuhan. Ecco, vedete che c'è stato il picco il 18 marzo e al 22 c'è questa curva discendente che fa ben sperare per gli amici, gli abitanti cinesi di Wuhan, ma fa ben sperare che anche noi, visto che c'è questa tendenza, perlomeno in Lombardia, la parte più colpita dell'Italia, a scendere, possiamo anche noi in tempi ragionevoli ritornare a una certa normalità. E adesso è il momento di musica, perché parliamo di un artista di Portoviro che si chiama Tatiana Tiengo. Facciamo vedere un suo video, la ringraziamo anche per averci dato l'opportunità di seguire questo video e guardate quanto è brava la nostra amica Tatiana. Ora che non ho paura io mi riconosco e respiro di più. Specchio, riflettimi addosso la mia nuova pelle, riparto da qui, non sarà discesa nessuna scusa, ogni passo può sorprendermi, oggi mi regalo un sogno per stare meglio, succederà. Che ho perso e rinasco dal fuoco, ogni gesto vuol dire di più. Specchio, riflettimi addosso quel mare di stelle che conto da qui. Non sarà l'attesa una porta chiusa al mio posto e tra i miei desideri oggi mi regalo un sogno e starò meglio. Le sole, aquile,
E abbiamo detto che oggi intervistiamo per vari settori e per varie categorie. Il settore immobiliare è uno dei settori trainanti importanti, era già un settore in crisi, era un settore che stava soffrendo, perlomeno nella nostra zona, nella zona di Rovigo, una patologia importante e grave perché non si vendevano case. E a questo punto quindi è meglio sentire un tecnico cosa ci può dire dal suo punto di vista, anche in prospettiva del dopo coronavirus. E al telefono avremo adesso il dottor Paolo Bellini. Con Paolo Bellini, uno dei più importanti imprenditori nel settore immobiliare, che salutiamo e facciamo la domanda di rito. Buongiorno Paolo, come va? Buongiorno, siamo qui a casa, va bene anche se siamo collegati al mondo. Ecco, la domanda è questa. Il settore immobiliare era già un settore in crisi prima del coronavirus e quindi come sono le prospettive dal suo punto di vista? Sì, allora, in effetti il mercato, se lo guardiamo a livello nazionale, aveva dato segni di una piccola ripresa, non per niente i mercati Milano, Roma e la Lombardia trascinavano questa ripresa. Il mercato invece polesano, quello di Rovigo, era comunque sempre allo stallo, fermo. Ora cosa ci incontriamo? Ora troviamo con il coronavirus l'impossibilità di fare le visite e gli incontri d'affari che sono necessari per promuovere e vendere le case. Quindi noi siamo in una fase di grande attesa dove tutti noi siamo bloccati a casa, abbiamo affinato il tiro dei collegamenti online con tutti i sistemi online, il mercato è anch'esso in attesa, non per niente come posso dire, ancora un attimo di garanzia. Ecco, in caso di ripresa i prezzi dovrebbero alzarsi o abbassarsi? Allora, qui si entra nelle logiche economiche, no? Ecco, volevo dire, garanzia è questo, partiamo da questo concetto. Abbiamo visto che il coronavirus subito in borsa ha fatto un tracollo. I beni preziosi, il petrolio e via di seguito sono calati di colpo, gli immobili invece sono in stand-by. Quindi vorrei rafforzare intanto la qualità di bene rifugio. Ora l'immobile viene fuori come un investimento che difficilmente vede tracolli immediati. Però già alcuni esperti stanno dicendo che i prezzi caleranno del 20-30% dovuti al fatto di impossibilità di una sorta di mercato vero in movimento. Oggi è un mercato fermo e statico, però mi creda Maggi, bisogna un attimo attendere maggio. Il mese di maggio è il mese che ci fa capire come funzioneranno le cose. Perfetto, io la ringrazio, grazie dell'analisi, come sempre chiara e precisa, e al dottor Paolo Bellini complimenti naturalmente per tutto quello che ha fatto, che sta facendo per il settore immobiliare, e la saluto e ci ritroveremo subito dopo questa emergenza. Grazie ancora. A disposizione, grazie Maggi, complimenti per la sua attività. Arrivederci. Andiamo a sentire un bel gruppo che è fondato da 5-6 elementi di tutte le parti d'Italia. All'interno c'è un nostro amico che si chiama Matteo Toso e sentiamo i Timodà. Che non c'è mai una fine e che mi fai morire. Stringimi forte amore, stringimi forte, non sentirò più niente ma solo il tuo cuore. E dimmi se a volte poi mi cerchi tra e se soltanto pioggia o sono lacrime all'ugole, resta qui con me perché son pazzo di te. Resisti, non mi stanchi, mi conservi sempre dentro i tuoi ricordi e poi brilli, non ti spegni, ci grattiamo per non far guardi segni e sei pioggia fredda, c'è come un temporale di emozioni che poi quando passa lampo tuono, è passato così poco e son già solo. Come si fa a spiegarti se mi agito e mi rendo ridicolo? L'aria puoi solo respirarla.
le cose che mi fai. Su, mentre dormi, forse sì, e quel mio essere un po' bastardo che, se ci penso, è quello che mi piace di me. Oh, godo nel vederti persa e vittima della mia rabbia, eppure gioia se penso che son vivo anche in mezzo al casino. Eppure gioia se penso che da ieri io sono ancora in piedi. Non so te, ma a me capita spesso di sentirmi malinconico e vulnerabile senza motivo esatto. Seguo l'istinto ma non ho il coraggio di venirti a dire ciò che penso, e che se noi non stiamo insieme è colpa mia. E arriverà il sapore del bacio, più dolce un abbraccio che ti scalderà. Oh, arriverà una frase, una luna di quelle che poi ti sorprenderà. Oh, dimmelo, dimmelo, dimmelo dove posso andare adesso. Dimmelo, dimmelo, dimmelo per dimenticare. Ci sarà un posto dove l'aria non parla di te. Ti prego, dimmelo, dimmelo, dimmelo. No, non fingere di star già bene. Di colpo non si può dimenticare niente di così profondo e intenso, o almeno penso. Salvami e allunga le tue mani verso me, e poi prendimi e non lasciarmi sprofondare. Oh, salvami e insegnami ad amare come te. Tu sei perfetta per me, lo sento a parte, perché sai trasformarti in ciò che non pensavo esistere. Io sono un folle testardo innamorato di te, ma consapevole che mia non puoi essere. Grazie! Ritornati in diretta, l'argomento che adesso affrontiamo è l'argomento scuola. E non si sa ancora se si ritornerà a scuola il 3 aprile, perché non è ancora stato deciso la proroga di questa scadenza. Probabilmente, presumibilmente, si prorogherà di altri 15 giorni. Nel frattempo ci sono le lezioni online. In quasi tutti i plessi scolastici sono cominciate, e adesso ascoltiamo dalla voce di una professionista, di un'insegnante nostra amica, che è Roberta Bonvicini, insegnante di disegno e di arte, e come il plesso scolastico di Taglio di Po sta affrontando questo argomento. Per parlare di lezioni online abbiamo al telefono Roberta Bonvicini, insegnante di Taglio di Po, nel plesso scolastico di Taglio di Po, e come sempre anche a lei la domanda di rito. Ciao Roberta, come va? Ciao Leandro, saluto tutti, come va? Sono a casa, che lavoro online con le classi, con le mie classi, e ci approcciamo all'arte dentro con questa modalità nuova. Per fortuna c'è questa tecnologia che ci supporta in questo momento in cui tutti i ragazzi sono a casa. E per quanto riguarda arte posso parlare, mi aiuto molto con YouTube e tante lezioni pratiche. I ragazzi le possono seguire con dei tutorial, lo stesso per viaggiare dentro i musei e per avere spiegazioni da parte di
grandi critici di storia dell'arte. I ragazzi sono molto bravi perché partecipano, lavorano, e i loro lavori io li posso rivedere dentro un blog scolastico, il nostro blog scolastico di Taglio di Po, in cui appunto loro pubblicano le cose che disegnano e che costruiscono a casa. Per quanto riguarda la storia dell'arte, insomma, compiti in cui loro rispondono alle domande, e presto spero di sentirli anche con degli orali in piattaforma. Ecco, volevo che quindi la presenza viene segnalata con questi Word che vengono poi appoggiati sul portale del plesso? Sì. E riconsegnati ai docenti che possono correggerli e poi riconsegnarli ai ragazzi perché possano vedere gli errori e avere anche una sorta di valutazione, chiaramente non oggettiva, perché magari a casa i tempi, le persone che magari possono collaborare, però perlomeno c'è l'impegno e la partecipazione nel lavoro. Ecco, uno dei problemi che può sorgere, magari un ragazzino che non ha il computer o lo smartphone, potrebbe essere, oppure che ha un collegamento scarso. Io so per esempio che nella zona di zona marina certi punti proprio non prende, non c'è connessione. Sì, allora questo è stato un problema all'inizio perché comunque c'era stato segnalato dai genitori che avevano questa difficoltà, ma ad oggi, per dire, abbiamo ricevuto tutti i lavori, tutti i compiti, buona parte dei compiti di questi ragazzi che abitano in questa zona un poco servita del segnale, abbiamo comunque ricevuto le cose. All'inizio c'è stato più un problema, ma ad ora insomma sembra meno, i ragazzi si sono fatti sentire, non so con che modalità o che segnale, ma i ragazzi ci sono. Ecco, perfetto, questo mi fa piacere. Allora, che dire, guarda che ho messo come fotografia la tua con Melania Ruggini, un'altra artista, perché ricordo che sei stata una delle promotrici di questa bellissima manifestazione della street art. Mi fa piacere ricordarlo perché avete fatto delle cose straordinarie, perlomeno a Taglio di Po. Invito a seguirle, non so, in Villaggio Perla oppure nel parco che c'è nel pieno centro. Brava e bravi tutti anche i ragazzi che hanno collaborato. Ma veramente speriamo di farne uno al più presto per il prossimo anno, finita questa epidemia, e poter ricontinuare nella normalità a fare le nostre attività di didattica con i ragazzi, perché in fondo ai docenti la didattica online eccetera, ma questo lavoro che si fa in relazione con i ragazzi è difficilissimo. Parlo per me, primo approccio con il registro elettronico in questa modalità qua, così solo io registro, è veramente terrificante. Bisogna vederli i ragazzi, stare con loro, perché la scuola è fatta così, di relazioni, non soltanto di impartire delle nozioni o di stare davanti a un libro, ecco. I ragazzi sono di più. Perfetto, ti ringrazio Roberta, buon lavoro. Se magari più avanti ho bisogno ti richiamo ancora, perché mi fa piacere parlare con te come insegnante abbastanza avanti con i tempi, già 10 anni fa, brava. Mamma mia, grazie Leandro, grazie ancora, saluto tutti e io sto a casa. Un po' di musica, dai. L'abbiamo visto ieri, Gildo Turolla con le ocarine, però quindi oggi lo sentiamo con un trio, con Antonio, con Milena e con Gildo. Guardate e sentite quanto bravi sono. Hồng
Grazie Roberta. Continuiamo ancora con le nostre interviste. Perché? Perché adesso volevo sentire, come abbiamo sentito ieri, un titolare di un bar e di un pub, che era Marco Zanellato. Oggi sento uno dei professionisti più conosciuti sicuramente del Basso Polesine, ma anche in tutto il Veneto, che è Paolo Marani. Paolo Marani, Terrazzi in Piazza, tra l'altro uno dei barman più celebrati a livello nazionale, perché è uno dei testimoni anche di ditte importanti, si rivolgono a lui per fare dei test, quindi è veramente persona conosciuta e persona competente. E anche a lui chiederemo le difficoltà del settore, chiederemo se ci sono nelle idee qualche proroga sugli affitti per quanto riguarda le persone che hanno affitti da pagare in questo momento e non fanno incasso, e quindi ringraziamo naturalmente già preventivamente Paolo Marani per la sua disponibilità. Al telefono Paolo Marani, il titolare di uno dei bar più celeberrimi di Adria, Terrazzi in Piazza, amico, soprattutto grande conoscitore anche del settore alberghiero, e a lui la domanda di rito. Ciao Paolo, come va? Ciao Maggi, un saluto a tutti gli amici. Sono a casa, stiamo sistemando un po' di carte qua di burocrazia, siamo fiduciosi che questa situazione torni alla normalità il più presto possibile. È una cosa incredibile, una cosa che non avrei mai immaginato potesse accadere. E anche con i colleghi di Milano, i colleghi Barma, ci stiamo in contatto quasi giornalmente, anche loro sono molto preoccupati, però fiduciosi. Vediamo cosa succede, insomma, siamo in attesa. Ecco, mettendo sul piatto, più pessimismo o più ottimismo? Siamo ottimisti perché insomma bisogna essere ottimisti, ci sono sempre state nella storia questi eventi che sono successi anche in passato, e dopo una grande pandemia come questa si spera di ripartire tutti insieme e di partire bene. Ci vorrebbe sicuramente l'aiuto da parte delle nostre istituzioni, la Regione e lo Stato, che ci desse una mano per superare questo momento di difficoltà. Insomma, perlomeno parlo a livello locale, che l'amministrazione comunale sospendesse almeno per un anno tutte le tasse comunali, e a livello nazionale fermare un po' i pagamenti di tutti i pagamenti vari. Poi dal prossimo anno se ne riparla, almeno per quest'anno, insomma, per dare una mano, perché sicuramente tantissime aziende, compresa la mia, siamo in difficoltà perché abbiamo delle spese enormi stando fermi. Ecco, c'è anche qualche proposta per quanto riguarda gli affitti, visto che molti dei tuoi colleghi sono in affitto negli stabili dove operano? Ho parlato con la mia commercialista e mi ha detto che è una transazione tra persone, e quindi in teoria bisogna pagarlo. Io ho parlato con la proprietaria dei miei muri, che è sempre molto disponibile, 23 anni che siamo lì. Mi ha detto: Paolo, purtroppo è la mia rendita che ho, togliertela, non posso togliertela. Mi ha detto: al limite me ne pagherai un po' alla volta più avanti quando riparti, però i soldi li vuole, insomma. Sì, quindi non c'è l'intervento dello Stato, della Regione, esatto, della qualsiasi. Paolo, intanto ti ringrazio della telefonata, della tua disponibilità. Naturalmente auguri a te e a tutti gli amici del settore ristorazione, alberghiero, pub, eccetera. E naturalmente saluta la tua famiglia, la tua figlia, la moglie e il nipotino. Grazie alla telefonata, ti aspetto al più presto a bere un aperitivo, magari a fare una chiacchierata, che è la tua trasmissione bellissima, con la tua rubrica con l'aperitivo, mi fa molto piacere, insomma. Perfetto, guarda, ci eravamo prefissati io e Renzo Marangon di venire, poi dopo o tu eri chiuso o noi non potevamo venire, però giuro che quando riprendiamo veniamo da te, volentieri. Grazie. Ciao Paolo, è stato veramente un piacere, ciao. Grazie, ciao. Rieccoci, che fare? Adesso ci mettiamo un po' di musica perché ce la meritiamo, e sorpresa. Non so se correrò domani, non so se avrò ancora questa energia, cerco un rifugio per nascondermi da te.
Ritornati in diretta, ancora qua dallo studio casalingo di Made in Polesine. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando, anche oggi begli ascolti, grazie, veramente mi fa piacere. L'abbiamo detto ieri sera, per gioco ho cominciato queste dirette, però adesso ci stiamo prendendo, come si dice, gusto, perché vediamo gli ascolti, vediamo che stiamo facendo anche nel nostro piccolo un bel servizio pubblico, e questo lo sottolineiamo, ci fa piacere, e anche di contribuire da parte nostra per chiarire un po' di cose, sapere un po' di cose, conoscere un po' di gente e sapere un po' le difficoltà che tutti noi e tutti voi state affrontando. Allora, che dire? Le persone forse più fragili in questo momento qua, al di là degli anziani, come abbiamo parlato ieri abbiamo parlato che effettivamente in questo momento qua sono le persone più fragili e più anche lasciate sole, proprio per una questione tecnica e logistica. Però tra queste persone lasciate sole ci sono anche i degenti negli ospedali per altre patologie, perché purtroppo la vita va avanti e non ci sono solo patologie di coronavirus, ma anche di altri tipi. C'è un mio amico che da molto tempo, purtroppo per un problema grosso, è in ospedale, però non ha perso la sua verve, non ha perso il suo spirito, è un combattente nato, è uno al quale voglio bene. Non abbiamo mai frequentato le stesse compagnie, però ci conosciamo, penso ci stimiamo, e quindi adesso sento al telefono il mio amico Andrea Vianello. Al telefono Andrea Vianello, buongiorno, ciao Andrea, come stai? Ciao Leandro, sto bene, abbastanza bene, sì dai. Ecco, questo intanto ti fa specie che tu sei la persona più positiva e più ottimistica che conosco. È da un po' che sei all'interno dell'ospedale di Adria, sappiamo che hai una patologia importante, ma che comunque non ha niente a che fare con il coronavirus, però ti volevo chiedere com'è la situazione di un degente in un ospedale in questo momento? Guarda, da ieri sera è catastrofico, perché hanno in gergo sigillato l'ospedale di Adria, cioè non puoi più, ma proprio più, da nessuno ricevere visite, perciò fino a poco tempo fa veniva una persona sola in orario di visita, adesso hanno tolto anche quella. Ma il motivo perché ci sono problemi a Trecenta e a Rovigo, e ora, onde evitare che ci siano contagi a Adria, hanno chiuso tutto praticamente. Ma ci sono... Per esempio, io ho bisogno di un cambio di pantaloni e non so, viene mia moglie, suona il campanello, consegna i pantaloni agli infermieri, l'infermiere mi porta i pantaloni, io se ho qualcosa da dare che deve essere lavata gliela do e lui li apporta praticamente. Ecco. Succede così, insomma, ecco. Questo è già un grandissimo disagio per voi degenti. Com'è l'umore, al di là degli altri degenti, ma anche degli operatori, infermieri, dottori, come sono messi? Ma qua a Adria sono abbastanza tranquilli, perché poi sentono ancora più tranquilli con questa sigillatura, però dire che apertamente abbia visto o sentito qualcuno lamentarsi quanta gente, no, qua è cominciato tempo fa, neanche 15 giorni fa, che cominciavano a dire, sai, che quando ti vengono a trovare che sei in libertà, c'è gente che riceveva 7-8 persone in visita, no? Sì. Hanno cominciato 2 o 3 settimane fa dicendo state almeno in 2 e datevi il turno, no? Poi hanno cominciato a dire inutili che venite in 8, venite in 2 o 3 e basta, poi uno solo e adesso non viene più nessuno, insomma, proprio perché è la cosiddetta sigillatura, in modo che sto non venga portato dentro. Questo giustamente è così, visto che siete le persone più fragili in questo momento, al di là delle varie patologie, quindi sì, forse è un protocollo giusto da seguire. In ogni caso capisco anche i disagi che avete voi e i vostri familiari. Dopo il discorso per quanto concerne i dipendenti, quelli che lavorano qua, avevano cominciato a fare qualche tampone, non so se a campionatura o come sceglievano,
e adesso gli operatori girano col grembiule e sai quello che si abbottona da dietro, no? Ho capito. Con i guanti, con le mascherine, qua tutti girano con la mascherina. Ecco, io per esempio vado a fare la dialisi da qui, dal reparto dove sono in medicina a lungodegenza, e devo mettermi la mascherina per andare, e mi provano la febbre prima di andare, e c'è che ci sono alcune cose che prima non c'erano, adesso ci sono un po' di più. No, stanno seguendo molto strettamente, diciamo, il discorso del state a casa, praticamente. Perfetto. Andrea, io ti ringrazio della tua disponibilità e ti faccio naturalmente gli auguri, e spero quanto prima di venirti a trovare a Rivà, e vengo con le armoniche la prossima volta. Quindi Vieni con le armoniche, così ci facciamo una suonata. Ah, sì, ok. Vabbè. Ciao, Grazie Andrea Leandro. Pianello, Bocca al e lupo. tutti i nostri auguri a te e a tutte le Ciao. persone che sono all'interno dell'ospedale. Grazie a tutti quelli che stanno ascoltando, grazie a tutti quanti voi, ok? Ciao Leandro. Grazie Andrea, grazie anche per la tua positività, ciò nonostante. E allora niente, siamo arrivati alla fine di questa puntata, e a me è piaciuto stare con voi un'altra oretta anche oggi. Domani sentiremo altre persone, domani cercheremo di fare anche qualche collegamento con l'estero, in particolar modo con qualche amico russo, qualche amico spagnolo, qualche amico francese. Vediamo se riusciamo a coordinare il tutto, magari anche con Skype, e vedendo anche le facce degli amici stranieri. Se continuate a seguirci, se riuscite anche a condividere quello che stiamo facendo, ringraziamo naturalmente Madin Polesine e tutti gli amici che collaborano, e ringraziamo Radio Diva, mio amico Davide Milan che è a casa, ci sta ascoltando, e a domani. È sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao.